I'm tired of this city. I'm only living a life of numbers and empty souls. Here people only think about work, money, and they never relax. I want different places now, different atmospheres for my life. Instead of fables, my father always told me about the mythos of Italy and about a grandfather's letter of a legendary masseria in Puglia. Yesterday, Airbnb today, and what's really going on here? Clay, I think what you have a very narrow market that's moved has been primarily a big tailwind. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi. My father is a good Italian American, knew the Apulian dialect very well. I am not that. I'm a broker who is about to make that trip that my family has been asking me to do for a very long time. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. I can do this better. I can do this better. Cecenomashi, Cecenomashi. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. Cecenomashi, Shamanina. Michael, stop messing around and get back to work. I hate this woman. Let's make it now. I process immediately with a payment of $50,000 as a deposit for the masseria, so as soon as I arrive, we sign the deed immediately. Done. Cecenomashi, Shamanina. I was not born in Puglia like my father, but it's still in my blood. I hope to find the real estate agency immediately. They have all the documents. But mostly I hope to have a beautiful feeling with the people of this place. Really? Okay. That's not what I'm talking about.
I need to go to Fasano. Fasano? Fasano. With my taxi? Yes, it's possible. Non è che non è possibile, ma da qui a Fasano sono 50 chilometri. How much? 250 euro. 250. Yes. This guy thinks I'm stupid. Otherwise? Otherwise, se no c'è un comodissimo treno o un autobus. Da quella parte. Bus. Yes, yes. Purtroppo, quando c'è crisi. Okay. Grazie. Grazie a te. Ciao. A costa. Fermo. E portatela ai cazzo. Due minuti e siamo fuori, eh? Andiamo. Fermi tutti! Questa è una rapina. Signore, il suo biglietto purtroppo non è valido. Come non è valido? Certo. Avrebbe dovuto aspettare conferma del pagamento tramite mail per poi convalidare il ticket elettronico, così come riportato nell'articolo 465 CP,1 della tabella riepilogativa sanzioni. Vabbè, ho capito, la paghiamo questa sanzione, certo che la paghiamo. Quanto è? Sono 14,70 euro. A terra! Cosa ridi? Mio figlio di 7 anni ne ha uno uguale. Questo è modificato. Certo. Che sparata vero, Sì, come no. E questa è vera! Rimanete a terra! A terra! E tu, apri la cassaforte! Non posso aprirle a tempo. In che senso? Chi apre ogni mezz'ora è da massimo 4.000 euro per volta. E mo che riso? Quando l'hai aperto l'ultima volta? Un minuto fa. Metti tutti i soldi che hai, stronzo! Su. Ecco. È già fatto. Io non volevo venire, mi fa male. E a dopo, apri la porta! Non mi vedete! A terra! A terra! Ci sono inseguenti! Ma no! Non era più normale! Accendi! Ma non era più normale! Levati la calza piuttosto, deficiente! Non tornerò più normale! Ehi, tu non sei mai stato normale. In modo che tutti i passeggeri possano godere di un viaggio in totale comodità. L'osservanza di questa I may not speak fluent Italian, but I do understand a lot, because my parents spoke Italian between themselves. But these three, they speak too fast for me. Jessica. No, dat is mijn hond. Dat is een persoon. Sajdat. Sagità. Oh. Ma? Ci arrendiamo! Non sparate! Tacita. Ci avete fatto?
Arapi. E c'è vita rabat, che ve ne sgagliozzo. Dove l'avete fatto la rapina? Alla posta. Alla posta? Alla banca. Quieta. Alla banca. Avevamo detto, tranquilli, perché a quella gli hanno dato il trasferimento qua. Dovevamo stare buoni. Oh, ho fame! Ehi, zitta, ne parliamo dopo. A little Reese. After 10 hours of plane, 1 hour on a bus, and 20 minutes in this very strange car with 3 wheels, finally I can reach the appointment with the masseria I purchased. Take a much-needed shower. Now, where is the masseria? Allora? Gliel'ho già detto, maresciallo. Come lo ripeta? Erano in 2 col viso coperto da una calza. Hanno detto qualcosa? Fermi tutti, questa è una rapina, tutti a terra. Le solite cose da film americano, maresciallo. Avevano un accento particolare. Ha notato qualcosa di strano che le è rimasto in mente? No, ma non sono sicuro fossero italiani. Quindi avevano un accento? Ero spaventato e mi hanno minacciato con una pistola. Sì, finta. Finta. Buongiorno. 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 Stan? My name is Michael Cruz. I need a room, but I don't have a reservation. E tanto ci voleva. Prego, favorisca passaporto. Passport, yes. Sì. Your room. 422. A me questa storia della pistola finta non va giù. Maresciallo, mi ascolti. Voi siete abituati a maneggiare armi. Io non ne ho mai vista nemmeno una. E poi quando ho iniziato a ridere è stato per la tensione. Mi capita spesso una risata isterica quando sono agitato. Basta. Adesso chiamo qualcuno per farle vedere delle foto segnaletiche. Mi creda, ho avuto paura. Paura, Dopo un assaggio di ceci neri della Murgia, un'idea di cime di rape stufate e perle di cipolle di acquaviva caramellate. Passiamo poi al tubettino agli scampi e dentice in crosta di pane con fave di Palagianello. E per finire
lambascioni canditi e liquore di scarcioffa. Scusa, ma non si ingazzare. Te ne vieni sempre con tutta questa prosopopea e poi ci lasci a stomaco vuoto con le porzioni di tante. Ma? E spaghetti a pomodoro li sai fare o no? Perché pure io le vedo le trasmissioni di cucina e dicono che la cosa più difficile è lo spaghetto a pomodoro. Io non so fare lo spaghetto a pomodoro. Io non so fare spaghetto a pomodoro. Ehi. E voilà! Questa già. Hello. Oh, mister. Are you okay? Yes, thank you. I'm looking for the masseria. Masseria, well. Look, many masserie. Vedi? Tante masserie. E poi anche i trulli. Truly, yes. They told me the Truly of Alberobello. Alberobello, no. It's very tourist. Yes, they told me that too. If you want, by causing organization, excursion, poc money, very bass money. Okay, I thank you for that, but no, maybe another time we do that. Vabbè, però aspetti, ci sta mia zia che oggi è il suo compleanno e fa le orecchiette con la farina e il granotelo della valle. No, maybe we go with another time. I have some other business to do, so we go with. Però se preferisci il pesce, ci sta mio cugino che cucina perché pesca pure. C'è un negozio di pesce fresco, il migliore della zona, giù in paese. Senta a me, pesce fritto e baccalà. Dopo. After. Vabbè, in alternativa ci sta mia nonna che fa le melanzane in piene con le uova della masseria, se vuoi le masserie. Mamma mia, che melanzane in piene, sono buonissime! Te lo posso assicurare, garantito a Michele. Ascolta Michele tu, ascolta. Finito? We do all this another time. No more relatives, no more cousins. Capiche? Excuse me. Now I go to my room. I comprendo. You go, your room, e va in the room, va. Ma vedi un po', non li vuole aiutare. At the tone, please record your message. Hey, Dad. Just wanted to let you know I've arrived. You're probably sleeping, so we can talk later. Okay, bye-bye. Che bisogno di una mano, non ce la fai più da sola, eh? È arrivato! Guarda, te l'ho detto 1000 volte che sarebbe arrivato. E tu che te la fai con le donne sposate. È arrivato. Chi è arrivato? L'americano. Quale americano? Quell'americano. Faccio lo cazzo. E mo? Mo me lo dici. E mo ce la fa? Non lo so. L'hai fatta tu la truffa al computer. Veditela tu. Sì, ma 25.000 euro per accattare la motocicletta. Te la sei pigliata pure tu con la truffa compiuta. E pure tu ti sei accattata la motocicletta. Ehi, l'americano deve sparire, hai capito? Le autorità indagano cercando di raccogliere testimonianze tra la cittadinanza, in quanto le immagini fornite dalla banca BCC San Marzano di San Giuseppe sembrano essere... Don Antonio? Cappello. Gradite qualche cosa da bere? Come, volentieri? No. No. Vabbè, ho fatto una tisana con le ortiche delle isole Tremiti, la ricetta originale di Don Demetrio, defaticante, antistress e tutto qua. Una tisana. Antistress? La porto? Sì, grazie. Don Antonio,
Ci dispiace disturbarla a quest'ora, ma avrà saputo quello che è successo in banca. E il cassiere ha dichiarato che trattasi di 2 individui di età apparente tra i 35 e i 40 anni, probabilmente non residenti in loco. Abbiamo saputo che si sono allontanati i delinquenti dal luogo della rapina con un'autovettura marca Renault modello 4. R4, maresciallo. R4. E visto che noi stiamo avanzando, insomma, queste indagini senza tralasciare nessun indizio, abbiamo appurato da una richiesta al PRA che anche voi possedete come famiglia. E quindi stiamo cercando di fare... Don Antonio? Sono domande assolutamente informali e... Ecco la tisana, Grazie. maresciallo. Grazie. Ha sentito avete parlato della Renault 4? Sì. Sta là. Ah, eccola. La Renault sta là, la tisana sta qua. Sì. Prego. Com'è? Tisanoreica. È buona, Buona. No, non è niente, papà c'ha le apnee notturne, ma adesso sta benissimo, non ce l'ha più. Ogni tanto. Bene? Oh, yes. Excuse me, is it possible to get some vino Bianchi? Ah, vino bianco. Guarda, te l'avevo detto che l'americano stava qua. No, I don't know what you're saying. Oh, sorry, I thought I knew you from school. Doesn't Oh. matter. We don't have any white wine. Any We white have- wine you have? We have a Primitivo. Really good, very strong red wine. What is Primitivo? It's a very old grape. It's pure, without any mixture. I just arrived at home. The boy's closing the bar. Because I still have the problem with my hand, you know? Yeah. Oh, yes, we have to see each other. Yeah. How are you? Oh, Lisa, can I call you tomorrow? Okay, bye-bye. Hey, darling. How was your work today? What? Oh, inglese. Ho detto inglese. Com'è andata la giornata? Willst du spielen oder was? Okay. Spiel mit dir. Geiler Hengst. Ah. Questo mi piace, tedesco. Ah. Madonna. Du willst Blitzkrieg machen. Sì, mi piace. tedesco. Ja, Achtung! Che cazzo è quello? Blitzkrieg! No. Stopp! Dietro il comando. Oder sonst geht's wieder von vorne los! E quello di nuovo. No, quello no. No, tuo padre. Quello mi fa male. Cazzo. Sì, madonna. Ma che cosa? Con questo che ci facciamo? Niente, prendiamo te. La Pasquale. Pasquale. Pasquale che cosa? Dobbiamo dirla a Pasquale. Ma tu sei matto. Quello ci ammazza. No! Cammin, per tu. Come. Ehi, va a fa mock. Pure va a fa mock. Ora vi spiego due cose voi e due. Primo, ve lo ricordate la promessa che abbiamo fatto? Sì? Puzz! Secondo, se babbo viene a sapere sto fatto, quello muore. Terzo. Andiamo tu. Mo ti aspetterai da te. Terzo,
Sono rimasti pochi soldi. E io non li voglio buttare via per pagare l'avvocato, a voi e due, chi ha Kid. Quarto, come sempre, alla fine, chi deve risolvere tutti i fatti? So io. No. Ci pensiamo noi. Sì? E comunque Babbo è morto da quando ha smesso di fare complimenti. Che voi proprio non avete rispetto per tutti i sacrifici che ha fatto mamma. Arresto fatto. Non ce l'abbiamo il rispetto per mamma. Che papà le sigarette vendeva, mica la droga. Solo che eri più bravo. E vi ricordate che lui ha fatto la promessa? Sì, Bob l'ha fatto la promessa, non noi. Vabbè, ma pigliazzi due motociclette, lasciate a Venni. E le terroriste pigliate l'ho detto all'americano. Ma boom! Affanculo, At the address of the masseria, there is nothing. Also here at the real estate office, nothing. I've had enough of this. It's time for action. Excuse me. Can you tell me the direction to the Department for the Police? Polizia? No, qua ci sono i carabinieri. Deve andare sempre dritto, dritto, a un certo punto deve girare a destra. So straight Dritto. and then on this side. Esatto. The right. Sì. Okay. Grazie, grazie. Prego, prego, arrivederci. Buongiorno. Lei è il signor De Cruz? Maresciallo, è l'americano. Ah, l'americano. Are you Mr. De Cruz? What are you doing here in this place? All due respect, that's really none of your business. Keep calm, Mr. Cruz. We are Carabinieri, we are not Charlie Angels. Do you understand? E Charlie Angels sono donne. Donne. Look, I'm sorry, I apologize. It hasn't been the best of days so far. I was actually just on my way to your department to file a complaint. Okay. Follow us in our station. Venite. Ok. Controlli se i dati sono corretti. Adesso cercheremo di recuperare il telefonino al più presto, così capiremo anche cosa è successo alla sua masseria. Me le firmi tutte e due le copie qui sotto. I'm sorry, I don't really understand what all this... Mr. Cruz, you have to sign the report. Okay, Yeah. but there are two. Two Why copy, yes. Why two? One for you and one for me. Okay, well, Capitano, per cortesia mi viene a dare una mano con l'inglese, non riesco a parlare con questo. Buongiorno, maresciallo, ma che succede? Gli hanno rubato il telefonino. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, please take a seat. Yes, the cell phone. There's also the question of the disappearing farm. Yeah, they told me about that. But with all the information we have, we can't do that much. We need more time. Oh, okay, I understand. Thank you. It's not really an issue of money. It's more about being made to look like a fool, which really bothers me. I see. But what's the amount we're talking about? 50,000 euro. Gratta e vinci. Beh, Oh, and also, this is the address of where the farm is supposed to be. Maybe it can be a help to you. we go there now. Really? Andiamo adesso. Comandi, capitano. Ho una cosa da spiegare, magari vi raggiungo dopo se posso. Con permesso. Please. Wow. Okay. Great. Prego, una cosa.
Voi due siete due trimoni. Proprio certificato dal medico. Trimonaggine assoluta. Qua sopra sta l'indirizzo di casa nostra. Tempo 2 minuti, l'americano sta dietro la porta di casa sua. Abbiamo un'unica soluzione. La casa deve sparire. There is something deep in her eyes, intense like this land. Mysterious and intriguing eyes full of secrets. Does she know that I like her? This is what intrigues me. I would like to find out more and discover what those beautiful eyes hide. Hello. Go. Attenzione. Attenzione, metto qui. Adelama, me! Perché sei stato una commercialista? Dalla. Com'è? Lascialo. A posto, sta benissimo. Vuole scendere, capitano? No, non ce n'è bisogno. Andiamo. Mr. De Cruz, I guarantee you will do everything possible to solve your situation. I appreciate that. Even overseas, when we think of the Italian police, we think of very efficient and prepared people. Like Joe Petrosino? Yeah, those were other times. By the way, we're not police. Please do not confuse us. Ah, okay, my mistake. So I wait your news. Yeah, let me give you this. So if you're in need, you can call us. It's very considerate, thank you. Welcoming people is our mission. Now, I have to go back to work. Bye. Ciao. Non me l'aspettavo da voi, non me l'aspettavo. C'entravate e come c'entravate voi? Babbo, senti. Ma stateci! Che non siete stati capaci di fare neanche una rapina di merda. E che noi volevamo sistemare tutto. E questo che avete sistemato? Avete rovinato tutto. Comunque sia chiaro una cosa. In questa casa, che è ancora casa mia, è sempre casa mia, nessuno deve muovere una paglia se io non lo so. È chiaro? E andate a restituire questi 4 soldi a chi li avete presi. Commissario. Restituiteli! Vede, signor De Cruz, il numero di IBAN che lei mi ha dato corrisponde al conto di una società estera. Ok, but what does that mean? Vuol dire che lei ha bonificato l'importo sul conto di una società probabilmente di comodo. What do you think I should do? Aspettare. Si faccia un giro, si goda la nostra bella Puglia. A proposito, questa sera ci sarà una bellissima cena in una masseria di amici. Ci vada. Le do l'indirizzo. Wait. Exactly what I don't like to do is wait. Scusi. I'm looking for this address. Here? Sì, continui per questa strada, segua le luci fino in fondo e troverà la festa. Ah, ok. Grazie. Prego. Buona serata.
Anche a lei un buon divertimento. Non è possibile! If this was a movie, I would not believe my eyes. I don't know where this trip will take me. I don't even know if my masseria really exists. What I do know is that I found something very beautiful. Babbo, posso? Che c'è? Che vuoi? Vatti pure tu, vatti. No, è che mi dispiace per quello che è successo. Io di te mi fidavo, Pasquale. Di te mi sono sempre fidato. Che c'entro io, scusa? L'ho sempre detto che non era una buona idea intestare la casa a quei due trimoni. Di più di trimoni, di più. Lo sai che io e te non potevamo fare niente per fermare la situazione. Noi abbiamo sempre avuto la fedina penale borderline, quindi, hai capito? Gli unici due puliti della famiglia sono sti strunzi di coglioni senza palle che c'hanno... Ma come Madonna! Mi viene la pressione a 500. Poi dice la valvola della mitraglia, stai attento. Che stai attento con sti due stronzi che si mettono a fare una rapina in un paese dove ci conoscono porci e cani a noi? Che fate oggi? Devo fare una bella rapina. Puh! Madonna mia, Madonna. Guarda, io l'ho sempre pensato, non l'ho mai detto, però è bene che tu lo sappia. Pace all'anima sua, vostra madre mi voleva un bene da morire, io pure a lei. Però credo che una volta le corna me l'ha messa. Perché questi due non possono essere figli a me, devono essere per forza figli a un altro. Non hanno assolutamente un millesimo, la milionesima parte degli DNA mio. Niente! Allora, per la banca abbiamo messo a posto la situazione e per il resto Vabbè, pure tu che sei bravo a fare il mediatore, Pasquale. Vedremo, aggiustiamo, babbo, papà. Ma qua è un cazzo, papà! Non ci dobbiamo sbrigare, ma fai subito, ma fai... Beh, fai subito, visto che scimanini. Fai subito, visto che scimanini, vestiti e andiamo. Ma che parlo cinese io? Madonna mia. Io e papà stiamo andando in centro. Chi è? Sbrigate per riportare i soldi prima che chiuda la banca e fate sparire la moto prima che vi uccida. Vabbè, dai, fa. Ho un'idea, vieni con me. Serve nient'altro?
Faccio la fotocopia del suo documento e le consegno la busta con il codice PIN e l'IBAN. Un momento solo. Una prepagata. Sì, di questa banca. Così poi noi mettiamo i soldi sopra e nessuno può dire che i soldi non sono tornati da dove li abbiamo presi. Geniale. I've got to find my cell phone and call the real estate office. Thank you for giving me a temporary phone so I can call my own phone. Pronto? Sì, pronti. Pronti. You have my cell phone. Eh? Oh, no, hold on. Pronto? Un momento. Scusi. Pronto? Sì. Can you talk for me? Sì. Pronto? Pronto. Sì, cosa devo dire? I need an address. He has my cell phone. I want to get it. An address. I need address. Sì, pronto? Sì. Sì, buonasera. Sì, c'è un signore qui che ha preso il cellulare ed è il cellulare con cui lei sta rispondendo. Ho capito. Sì. È straniero. Sì, mi chiede se può riprenderselo. Sì, non lo so, come mai sta qua sto cellulare? Comunque noi siamo qua. Anche domani mattina se vuole passa, se lo viene a prendere. Però poi noi ci spostiamo nella casa al mare. Gli lasci l'indirizzo? Un foglio bianco, qualche cosa per scrivere l'indirizzo? Può scrivere? Mi dia la via, insomma, l'indirizzo. Sì. The address. Boh. Sì. Pronto? Oh. Pronto? 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 Vabbè. Cazzi. Caduta la linea. Però sono riuscito a prendere l'indirizzo, Sì. Qualche cosa buona. You got it. Sì. Great. Sì. Fantastic. Grazie. Prego. Thank you. Ma non dovevate chiudere voi? Non si preoccupi, il nostro dovere è servire al meglio soprattutto i nuovi clienti. Non vorremmo farle perdere tempo, possiamo tornare domani. No, ma davvero, non si preoccupi, non c'è alcun problema. Lo so, Sì? Amore, quando vieni? No, non posso. Come non puoi? Sono tutta calda. Non posso. Dai, amore, dai. Oddio, come sono E come ci arresta? No, non posso. Sai, periodo di dichiarazioni. Scusa. Li hanno presi? Chi? I rapinatori. Meno male. 2 slavi accampati in una roulotte in periferia.
Anto, non è così semplice. E vabbè, ma ci devi spiegare, se tu fai solo così. Allora, Babbo ha intenzione di rinunciare all'offerta dell'americano e restituisce la caparra con un 10% in più per il fastidio. Ho capito, ma questo non è a sua discrezione. È la legge che lo prevede. La legge. E vabbè, è la legge, allora? Allora, ci siamo capiti. Chiudiamola questa faccenda il prima possibile, che è meglio per tutti. Anto, tu lo sai da quanto tempo ci conosciamo, le nostre famiglie. Vabbè, lo so. E mai ti avrei voluto dire questa cosa, però quelli dell'agenzia hanno stipulato un contratto che prevede una caparra penitenziaria che i tuoi figli hanno firmato. I miei figli hanno firmato. Che cazzo dici, scusa? La restituzione della caparra, qualora la parte venditrice dovesse ripensarci, sarebbe 20 volte l'ammontare dell'importo versato per il compromesso, per cui 20 volte. 1 milione di euro. Che ha detto? Che? 1 milione di euro. Pazzo. Sicuramente avete organizzato 1 milione di euro. Guarda, te la do io, 1 milione di euro. 1 milione. 1 milione. Ma no! If you want someone to light your candle, more heat than you can handle. Yeah, I'm your man. If you want some rhythm in your tango, some fun in your fandango. Oh, I'm your man. Yes, I am. Why you take money? Maria è andata a fare la spesa. Tan piace. Stavolta abbiamo rischiato brutto, La mia moto mi manca da morire. Vedi che mo che le abbiamo vendute, non ci possono dire più niente. Quella merda me l'ha fatta restituire. Decidete voi. Che volete? La mazza sopra lo ginocchio? L'elettroshock? O la sirenetta? No, la sirenetta no. La mazza sopra le ginocchia è meglio. Io voglio l'elettroshock. La mazza è meglio. Ma anche questa cosa sono d'accordo. Dai con l'elettroshock. Vai! Oh babbo, dai, non scherzare, dai. E i soldi li abbiamo avuti quasi tutti indietro. Ma alla fine ci mancano poche migliaia di euro. Ma come poche migliaia di euro su 1 milione? Come 1 milione? Ma voi il compromesso l'avete letto? Ma compromesso? Le muti in contanti le abbiamo comprate. Il citofono! Il compromesso! Il compromesso della casa. Oh, babbo, i soldi del compromesso li possiamo prendere tutti quanti indietro, perché poi alla fine è solo 2 volte la cifra, no? Là sul contratto c'era scritto 2.0 volte la cifra. Ma come 2.0? Senza punto, 2 e 0 vicino. Vendi! Ma lo 0 non vale niente. Dai, forte, forte. Citofono! Che cosa? Citofono! Citofono. C'è un citofono. Citofono. Un citofono. Se questa cosa continua e non riusciamo a risolverla, l'intestino me la mette a tracolla tutte e 2. Chi è? Michael the Cruise. Cazzo.
Come. The number is 201. When you arrive, knock on the door. Sta venendo l'americano. L'americano, papà. Please, come in. Come. Thank you. Bitte. Minuto. Sì. This afternoon I called and a man said that my cell phone was here. Your cell phone. Yes. Cellulare. Poi il cellulare. Non sappiamo niente noi del cellulare. Is this one the phone you lost? Whoa. Wow. She's not only the captain of the police and the sensual dancer of the pizzica. Now she's here with these strange people that for some reason have my cell phone. How is your stay in Puglia going? Very well, thank you. I think it's probably going to get a lot better now. If destiny is playing with me, then I want to play. Ok, perfetto. Grazie, Michael. Signor Michael, la porta sta qua. Qua il cellulare, no? Il cellulare. Mo, a voi due, la sirenetta. Finally, I can call the real estate office. So in 20 minutes you have to play her. Yes. I go with all family. It's him. Really? Yes. When you told me on the phone an American wanted to buy your house, I was hoping it would be him. Me, no. No? Good luck, Michael. Hello. Oh, buongiorno. How are you? Fine. Wonderful. I will be here in a minute. Okay, thank you. You're gonna get used to Apulia delights. Well, hello. Miss, or do I just call you Captain? My name is Maria, but you can call me Captain. Okay. Would like to join me for breakfast? So, do you understand how important is the house? It means everything for us. I understand that traditions are very important to the Italians, yes. So what do you intend to do? I intend to do exactly what I came here to do. Buy that house. Another house will be the same. Not for me. You see, Maria, I don't like to be bullshitted by anyone. So now for me, this is a matter of principle. Sometimes changing your direction could be an elegant way to avoid unpleasant consequences. Wow. Okay. Sounds a little bit like a threat.
Veiled in a very nice way of saying it, though. I'm just taking care about the integrity of my family and my father's well-being. And I'm a woman of the law. Yes, I see. As far as your father's well-being, I'll tell you what. I'll do everything I can to make sure he doesn't suffer excess trauma, okay? That's all. That's all for now. We can talk about this more at the office of the notary. I believe you're invited to that, too. Yes, I am. As you wish. See you there. See you there. Prego, si accomodi. Grazie. Il notaio arriverà tra pochissimo. Nel frattempo, se volete un caffè o qualcos'altro... No, grazie, non bevo caffè. Noi sì. No, nessuno beve caffè. Esatto, il caffè rende nervosi. Grazie, Sara. Prego. Già meritato. Allora, Mr. De Bruis, do you think we can have a deal? Do you understand that it's just a mistake on the paper? It's better to not have a problem with this gentleman. Well, there really wouldn't be a problem if Mr. Pizzola's word had value. So, now you're going to teach us respect. I'm just asking you to respect the contract. Put yourself in their shoes. It's a family home. Please. I consider myself a fairly compassionate person, so I think I can help solve this problem. This is what I'm willing to do. I'm willing to give the family 15 days to get their affairs in order, not one day more. Please, Mr. Pezzolla is a sick man. Ci dà 15 giorni di tempo per andarci. 15 giorni. Thank you. Si deve ricordare, signore, che per entrare in questa casa ci vogliono le chiavi. E le chiavi ce l'ho io. Tu devi passare sul mio corpo prima di avere le chiavi, oppure ti devi augurare che io muoia. Hai capito, sì o no? Solo io, only me. Understand, sir? Shmani. Thank you. Well, things are progressing. So when you can get inside the house? They'll give me the keys shortly. I've granted them 15 days. So long. Don't go inside that storage. Just give a place to stay. That would have to be the stable. This is perfect. So go now and start the job. And start to look and search what you know. All right, I'll see what I can do. Michael, do what you have to do. My father is right. I can't lose the house. But also, I can't lose Maria. Maybe I have a solution. As of today, you will live in the stable. And you'll work for me for free. Ha detto che da mo' dobbiamo vivere là dentro noi e che dobbiamo lavorare per lui a gratis. Dai. Understand? Have at it. Go to work. Ehi, la Weferneste Finanza e Trade, ma sta a farci venire mal di capo. Per una volta che a primo sguardo ho pensato, beh, niente male. E invece? Chi? Americano.
L'ho incontrato in caserma qualche giorno fa. Perché ti piace col calascio? L'America! E ridete, perché stiamo in questa situazione per colpa vostra. Solamente perché noi volevamo... Mi piace, Questa è la segreteria telefonica del Amore, dove sei? Ti sto aspettando, sono già nel letto, come ieri. Ah, di nuovo, sì. È solo colpa vostra se papà muore. quando uno è stronzo è stronzo. La sei presa la casa allora, eh? So you take the house. Yes. How do you know this? Notary is my cousin. But of course. Of course. Can I ask the question? Certo. Why this house? Well, I answer your question with another question. Why not? Perché no? Ma ce ne sono tante di case. Yes, there are many houses, but now this is a matter of principle. Like a treasure. Yes, a little like a treasure, more or less. Basta, basta! Con tutti i casini che avete combinato qua rischiamo di perdere tutto. Che sono come a voi, che non avete un obiettivo, uno scopo, vivete alla giornata. Vedi che tu non sei nostro padre, tu sei un fallito come e peggio di noi. Io non mi voglio accontentare, hai capito? Non mi accontento. Tu non ti accontenti? E c'è da fare? C'è da fare che non si fa nulla. Sono anni che mi tratti come un trimone. Perché tu sei un trimone, è ufficiale, sei un trimone a vento. Allora ditemi che cosa devo fare, lo faccio. Devo risolvere i problemi con l'americano. Lo faccio. Dai. Sposa. Va bene. Tu lo sposi, entri nella linea ereditaria, quello prima o poi va marei, o di vecchiaia, oppure vediamo che cosa fare, e noi ci riprendiamo tutto quello che è nostro. Saper mica fai. Oh, chi è? Si fa l'operazione. Non deve andare a Casablanca, Marocco. Vai all'Asla, con l'impegnativo, te la fanno. Come ti vuoi chiamare? Nella. Nella? Come a mamma. Che state a fare? No, niente, stiamo a dire due chiacchiere. Smettetela di fumare, che vi si sta annebbiando il cervello. Un neurone vi è rimasta tutte e tre. What are you gonna do today? Who are you gonna be today for tomorrow? We have 1,440 minutes and the chance to do something. Maresciallo? Sì, capitano. Allora? Sì, sono stati proprio loro. Procediamo. Procedete pure. Dagli ordini. Andate a prenderli. Comanda, maresciallo. C'ho un sonno, sto morendo. La moglie del commercialista ieri mi ha ucciso. Vaffanculo tu la moglie del commercialista, ma perché stiamo a fare tutti questi buchi? Ma ci serve? Quello c'è il progetto, c'è. Manca una canale lì, ci ha fatto fare. Il culo proprio, ma no, ma che almeno ci fa dormire qua dentro. Non sono in mezzo alla strada, ma sta. In che senso?
Urla! Non ti dico un telefono! Call 911, call 911. Chiama il 911! Non ci devi! Chiama il 911! Che non ci di 18 da fare! Chiamaci il 18! Pronto? C'è un uomo! Per infarto, venite subito! Venite presto! Si sta dando 2 giorni! Babbo! Okay, pinch his nose and give him 2 breaths. 2 long breaths. Okay. 2 long breaths. Oh, chiama la retta qui, chiama! Okay, good. 1, 2, 3, 4, non reagisci, non reagisci. 8, 10. Okay, 2 more breaths. Okay, 2 more. Long breaths, long breaths. Ma vuoi fare? Slow and deep. Taci! Okay, good. Respira! 3, 4, Chiama di nuovo! 8. Che spavento, ci fatto prendere, papà. Beh, grazie, io posso tornare a casa. Signor Pezzolla, ringrazi suo figlio che le ha salvato la vita. Non è mio figlio, ma va bene lo stesso. Papà, qualche controllo e ti dimettono. Sì, l'importante è che io appena arrivo firmo la carta che devo venire. Sì. Sì, però adesso dobbiamo proprio andare. Chi è che viene con noi? Vengo io. Beh, viene lei, andiamo. Ciao ragazzi. Ciao babbo. Ciao babbo. Ciao babbo. Vito Saverio Pezzolla, vi dichiaro in arresto per la rapina alla banca. Babbo. Certo, ho avuto tanta paura. Forse tutto sommato era meglio che morivo. Ma non è che voglio fare del vittimismo, è che voglio dire che io ho fatto tante cose, ho cercato di fare finché ho potuto, poi di più di questo io non posso, capisci? La cosa che volevo vedere sistemata è dei miei figli e poi la felicità di mia figlia, che io non lo so se se lo sposa sta americano o non se lo sposa. Mi farebbe pure piacere, perché no? Ma se lei non vuole, no, non lo so, insomma. Vedi tu come vuoi e come andranno le cose andranno, pazienza. Ti ha salvato la vita, papà. Se non ci fosse stato lui, tu a quest'ora forse saresti anche più felice. Ma noi piangeremo di un dolore molto più grande che la perdita di una casa. Figlia mia, il dolore passa prima o poi, però se il dolore persiste uno ci convive, che ti devo dire? Smettila, papà. Il ruolo non ti si addice più. Quando mi hai chiesto di fare di tutto per convincere l'americano, io ti ho odiato. Però ci sono cose che tu non sai. Non mi interessa saperle. Ho capito che tu tenevi a quella casa più di ogni altra cosa. E che avrei fatto di tutto per non perderla. Però voi non dovete fare niente, non vi preoccupate, ce la caveremo come al solito. E infatti non devo. Io voglio che adesso le cose si sistemano per il bene di tutti. E quando ho visto Michael ho capito che non mi sbagliavo. E l'hai convinto a lasciar perdere. Tu pensa a rimetterti. Adesso vengo io,
Thank you for helping my father. Some things go beyond personal matters. I would have done that for anyone. I'm just sorry things took this turn. You know what? I'm not sorry. I'm not sorry because if things had turned out differently, we wouldn't be here right now, would we? My father is not a bad person. He's just a man of other times. He has his own ideas, maybe sometimes a little bit absurd. But he loves us. He really does. I know your father's not a bad person. You know, sometimes I just want to feel more like a daughter and less a mother. Since she's no longer here, I've been overloaded with so many responsibilities. My brothers then, despite everything, they're really important to me. Sometimes when I look at them, I feel like I'm watching a movie scene. They can do really funny things. But I can live an happy day knowing that one of them is not happy. I also don't want anybody to be unhappy. I just want what's right for everyone. But most of all and most importantly, for you and me. You are my surprise trip love. An angel from above. You are my born in the storm. You give me new life finally born. You are me, you are special, you are one of a kind, just like everyone Ok, convinco a prendere tutta colpa. Non è possibile, perché l'hanno appena rilasciato. Perché tuo fratello ha preso il suo posto. Ah, capito? E allora come farai? Soldi e persuasione fanno tutto. Va bene, allora a posto. Ok. Allora domani io provo a convincere. No, non è che devi provare, devi convincere. No, tuo marito deve accettare. Va bene, perché poi si farà solamente 2 settimane di carcere, niente di più, voglio dire, non ci sono aggravanti. E le pistole erano pistole giocattolo. Capito. Bene, allora questo Goran deve risultare il secondo uomo tornato in Romania subito dopo la rapina. Oh, i miei fratelli devono uscire il prima possibile. Chi garantisce? La mia parola e quella della mia famiglia vi devono bastare. A po'? Ok. A posto. Such a beautiful day. Yeah, it is. Oh, qua. Pasta. Hey, Michael, after you help me with the fire. Okay. For the meat. So we're not having a traditional gourmet lunch?
No, today just Apulian typical food. Questo mi darà. So what happens from here? Nothing. Maria, you've done everything you can. They're gonna have to... Aiuta papà a sedersi. Grazie. Qua un po' di pasta, ancora un altro po'. Ok. Profumo di basilico, eh? Sì, oggi pasta alla rudaiola. Abbiamo trovato la pasticceria chiusa. Volevamo comprare il dolce. E abbiamo portato il peperone. Babbo, grazie. Grazie papà. Avete avuto un'idea grande. Vedete? Ma almeno la famiglia è riunita di nuovo, eh? Sedetevi. Un piatto a te. Grazie. E un piatto a lui. All right. Okay. Mi scusi, per favore, if I can have your attenzione for un momento. Maria and I have something important we'd like to say to you. Even though we didn't start out on the best of relationships, on the best foot... Ci sposiamo. Come? Sì, ci sposiamo. We're getting married, yes. Oh, so much for a dramatic moment. I'm so excited. Sei sicura? Sì, sì papà, sì. Va bene, capitano. On my twin today, tutto gli occhi. Too much wind. Papà, già ti fatto. More pasta? Sì. Antonio. Tantissimo. Michael, eat this. Eat this. This is special. Special pugliese. How is it special? Tarao. I've started cleaning up. What do you mean cleaning up? There's nothing there. We checked the whole house stone by stone. My father was very clear in the letter. Grandfather's letter was very clear, but there's nothing there. So you spend all this time, quite 6 months, and to do what? To do exactly what you asked me to do. Now it's clear. Antonio, keep everything for him. Dad, I'm telling you, there's nothing here. They have nothing. They even tried to get the house back, but didn't have $1 to pay the expenses. Leave those stupid people there and come back home now, Michael. Actually, I've decided to stay. A few things have changed recently. You have to come back home. I want you to come back home now, Michael. I'm sure you do. But I've made a decision and there's nothing you can do to change my mind. Because I'm getting married. Dad? Dad? Oh, come on! Oh yeah, loving life.
vestito! Ehi, non puoi vedere l'abito dello sposo del matrimonio. È Michael che non può vedere il mio vestito. Iana, vi aspettiamo in macchina. Absolutely sure this is what you want? Never been more sure about anything. Have you heard your father? I talked to him. He's not going to come to the wedding. Oh, mi raccomando, il sindaco e l'onorevole seduti vicini allo stesso tavolo, eh? È sicuro, signor Pezzolla. Rischiamo un incidente diplomatico perché uno è del governo e l'altro dell'opposizione. E beh, che cosa vuol dire? Che siamo alle elezioni? No, voglio l'hamburger con le patatine. Tu è americano, l'hamburger. Non ci mi frega me che è americano. Tu ci vuoi? E tu hai trovato quello che cercavi? La zambina. La zampina vuoi? Allora facciamo una zampina, facciamo una salsiccia, scagliotto. Il capocollo di... Allora, Io facciamo voglio il numero della wedding plan. orecchietta, sugo di braciola. Sempre orecchietta. Una fissazione. Ma una cosa diversa. L'hamburger, diversa, Gli spaghetti alla carbonara. Se va bene, va, spaghetti alla carbonara. Sarah. Michael. Nice to see you. Chi è buona God, questa? you changed a lot. Oh, you have no idea how much I've changed. I'm surprised. Excuse me, who is she? Che sei venuto a fare qui? Our father sent me to take you back home. Yeah, I figured that much. Ma cosa stanno dicendo? Why don't you tell to your children what you did to our family? Shit. Now Don Antonio will tell them the whole truth. My father and Antonio know each other since a long time. They were in business together back in the 60s, and they still have many unresolved things between them. They share a secret that not even we children know. I never wanted this truth to come out. I just know that everything that belonged to us we're gonna take back. Starting from the house. But maybe it's better this way. Sarah, I have found nothing. I think grandfather's note was probably a fake. I don't even know why he wrote it. Because there is no gold here. L'oro. Oro, lingotti d'oro. Il loro nonno dice che qua in questa casa, anni fa, ha nascosto 300 kg d'oro. 300 kg d'oro. More or less. Più o meno. Scusa papà, ma tu sapevi una cosa del genere e non ci hai detto niente. So you've known about this the whole time? Certo che sapevo tutto. E c'ho anche una lettera che lo dichiara. E credo che di questa lettera ce n'hai una copia pure tu. Mo, brave. So you came for the gold? Maria, I originally came here to change my life. I had no idea how much my life was going to change for the better because of you. How can I trust you? Why don't you look in my eyes? If you see something different than what I'm telling you, then we don't have the connection I thought we did. But if you look deep enough, you're gonna see I'm telling you the truth. Yes, I came here looking for gold originally, but I found myself another gold. You. My life is here now with you. Michael, I think it's time. We need to go. Our plane is waiting for us. Yeah, I figured, sis, but you're gonna have to tell Dad the same thing I told him before.
My life is here now. Sorry you had to make the trip for nothing. Ciao, sis. Compagno? Ammetti che non usa la strada. Ti ho detto accompagno, scusa. Oh, Saverio. Vabbè. Saverio. Un matrimonio si fa? Sì, si fa. Siamo oggi riuniti in questo luogo per celebrare il matrimonio tra Maria Pezzolla e Michael De Cruis. Tu, Michael, vuoi prendere come tua legittima sposa la cara Maria? Sì. E tu, Maria, vuoi prendere come legittimo sposo il tuo caro Michael? Sì. E vi dichiara marito e moglie. Bella mia stasera, mena balla con mia bella mia stasera, mena balla con mia bella mia stasera, il cuore mio è da chiude prima, mena balla con mia bella mia stasera, mena balla con mia bella mia stasera, mena balla con mia bella mia stasera, il cuore mio è da chiude prima. Forse non era ma passione dell'amore, sfiorando di me di colore dell'usule, me la balla con mia in testa non te fermare, a oggi è primavera ti mi ha fatto innamorare, veda bagnona la capuccia mi ha pigliato, proprio di te il cuore si è innamorato, la bellezza dell'occhio tuoi, la freschezza del mare, bella mia questa è veleno ma non mi faccia respirare, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia stasera, il cuore mio è d'occhio di prima, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia stasera, il cuore mio è d'occhio di prima, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia stasera, auguri! Il cuore mio è d'occhio di prima, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia. Don't you know the five twins of Locorotondo? They're very famous. No. Yes. This is what I've been seeing? Yes, it was a special bird. I guess so. Are you kidding me? There are 5 of them? Yeah. God. Qui Luca forse non era ma passione dell'amore, sfiorando di me di colore dell'usule, me la balla con mia in testa non te fermare, a oggi è primavera ti mi ha fatto innamorare, veda bagnona la capuccia mi ha pigliato, proprio di te il cuore si è innamorato, la bellezza dell'occhio tuoi, la freschezza del mare, bella mia questa è veleno ma non mi faccia respirare, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella mia stasera, me la balla con mia bella
bella mia stasera, il cuore mio è de d'occhio de prima, mena balla con mia bella mia stasera, mena balla con mia bella mia stasera, mena balla con mia bella mia stasera, il cuore mio è de d'occhio de prima. Michael, this is a family tradition. Okay. La burrata. Che sgrascia. I love burrata. Feed the dog, feed the cat, feed the eagle, feed my soul, feed the tender beast. Drive me home, drive me crazy, and don't ever, ever let it cease. Carry on, push way back, don't ask me to take the blame. Can you tell me, please, why it all seems so insane? 'Cause I'm crazy, 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 so crazy, crazy for you. Crazy for you. Sometimes you don't need to search in the most hidden and unknown places. The true treasure is right in front of our eyes. But we are often blind and we don't know how to see and recognize it. I will never know the real reason my father wanted me to take this trip, but whatever the real reason is, I have found my treasure. 'Cause I'm crazy, 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 so crazy, crazy for you. Crazy for you. Proprio ti ritardo, io così però non ce la faccio. In questa vita troppe password, il telefono non sta, così almeno sta con wifi, wifi, sto bene senza wifi, tonight, ma tu mi dici che fai, come fai, in spiaggia senza wifi, dove vai? Basta, vado a vivere in Puglia, mi basta uno scoglio, non mi cercare più. Una pizzica in testa, unica password fiesta, e tu non ci sei più. Come What you gonna do when you come to? Where you gonna be when it comes true? I need connection with some disconnect. I don't want to be a slave in the sea of Wi-Fi, Wi-Fi. Don't need me no Wi-Fi tonight. I need to see my wife without no Wi-Fi. Bye bye. Basta. I want to live in Puglia. It makes me feel better. Just me and you. I want just a pizzica fiesta. Primitivo and foster. Let me share with you. Come on. Ti spoglio giù dal Salento fino alle Tremiti, dall'arco ionico al litri alla terra di Bari, dal da un tavoliere sei bella da morire, agli occhi neri gargano li guardo e mi fanno impazzire, matto di te ne vado matto, qui non mi serve altro, l'amore l'ho trovato